Puriello 87 e Forza Naples. Ciao ragazzi, ci siamo? Chi c'è in live? E stasera con fratello parte novella, chi c'è in live? Ma parliamo poco assieme, voglio mangiare un bel caffè, a tazzulelle caffè, Napolielle con te. Sono con voi, voglio. Sono con voi. Una bella canzoncina di Pino Daniele, sempre nel cuore Pino Daniele, come il nostro amato Napoli, ovviamente. Pino Daniele era Napoli, voglio chi ci sta in live? Ci sono Suri, ha già parlato da solo, e mal accompagnato. Chi ci sta? Marco Riccio, non fare il capriccio. Napoli e le cutte. No caffè. Va, voglio fumare. Arrestato. Hai uscito. Vado nascosti, siete nascosti. Napoli e le cam. Aprita live e verità Napoli. O parla con voi, non da sola. Arrossata. Napoli, tutto il giorno aspetta a te. Perché non passano questi minuti? Sono passati, ma vedo uno in live. Chi ci sta in live? Sono io. Buonasera a tutti amici. Ma cane scorro cose. Non è rinviata la live è in onda, Marco, non è rinviata. No, non l'ho rinviata, siamo in live. Marco, siamo in live. Non l'ho rinviata, fra. Ciao Simone Scarano. Cosa ne penso di Insigne? Il problema non è solo Insigne, fosse solo Insigne, se siamo a posto. Ciao Angela, ciao carissima, come stai? Insomma, amareggiato per i risultati del Napoli. Io abbastanza bene, è che dentro di me c'è un fegato amaro per i risultati che non vengono, Angela, lo sai, il nostro Napoli ci sta facendo schiattare ancora. Non mi fa. Che mi fa? Dai, aspettiamo un po' di gente e poi cominciamo a parlare un po' della 12ª giornata di Serie A del campionato. Ciao Rino, ciao fratello mio, come stai? Buonasera, buonasera a tutti, ciao Rino. Bello, c'è Rino, ecco qui, io volevo, fratello mio, voleva. Mamma mia, fratello è sempre presente, come faccio a fare col mio fratello? Allora, aspettiamo un po' di persone, dai, e poi si parte. Acconciamoci un ciuffo, se no pare brutto. Il ciuffo alla Cagliacon. Simone Scarano, secondo me troppa gente va contro Lorenzo perché è il capitano. Quello è vero, dovremmo appoggiarlo il capitano a posto di dargli contro. I giocatori più li dai contro e più fa male. Sente troppa pressione e non gioca come deve giocare per il giocatore, è normale. Eh, è una brutta situazione, siamo in un momento no, speriamo di riprenderci. Ciao Marco, ciao Marco. Vediamo un po', questa 12ª giornata ci sono state un po' di sorprese, specialmente il nostro Napoli che doveva vincere, ha pareggiato. E che ve lo dico a fare? È un altro pareggio, 6 pareggi di fila con una sconfitta contro il Cagliari. No, no, con la sconfitta con la Roma, no col Cagliari. Ciao i gladiatori, uè. Cioè, abbiamo perso con la Roma e abbiamo pareggiato con Atalanta a Napoli, abbiamo pareggiato a Napoli con il Genova, insomma abbiamo pareggiato a Torino, un casino di pareggio qua. Sembriamo ritornati indietro al posto di andare avanti. Ma ho sentito che Dera vuole far fuori 6-7 giocatori. Ecco, questa è una notizia che volevo dare, appunto, Rino, l'ha confermata, sì.
Sì, vuole dar via, anch'io ho sentito che vuole dar via i pezzi pregiati del Napoli, Koulibaly, Mertens, Callecjon, li vuole ripartire dai giovani che ha in rosa, più altri giocatori che vorrebbe comprare, investire i soldi in cui guadagna. Però prima ma vedere dove arriviamo, perché è inutile dire io a gennaio vendo dei giocatori e poi investo su quelli, se non sanno nemmeno dove arriviamo, no? Ciao Vincenzo, sì, sei Vincenzo, scusa, sei Vincenzo, sì, capito? Cioè, tu ti metti già in mano avanti quando a gennaio non sai nemmeno in che classifica si trova il Napoli, come si può ritrovare in bassa classifica o dove siamo, spero che no, bruciamo i denti. Possiamo anche essere in quel momento secondi, secondi difficilissimo, difficilissimo, quasi escludiamolo, ma possiamo ritrovarci terzi, quarti, che ne sai tu? E già ha messo sto Baradam che secondo me facendo così, dicendo questa cosa De Laurentiis ha fatto sul casino, che è bene. Queste cose sì, le vuoi fare da persona intelligente che sei, perché De Laurentiis non è scemo, da persona intelligente che è, se le deve tenere per sé e poi farle magari se il Napoli fa un andamento male, se fa un andamento non all'altezza, allora le fai. Ma tu per prima a stagione come ti va, non puoi buttare le mani avanti. Simone Scarano è buono, secondo me è buono comprare giovani, però abbiamo bisogno anche di un appunto, appunto Simone, perché non puoi mettere una squadra piena di giovani senza il top player. A dove vai? E questo te lo fa vedere anche un po' ora. È partito Hamsik a centrocampo, una squadra tutti giovani a centrocampo con Zielinski, vabbè, a parte Allan che c'ha un po' di esperienza in più, però Zielinski e Fabio Ruiz sono, sì, è vero che sono forti, hanno un potenziale, un potenziale forte, possono crescere, però sono giovani. Con Hamsik che c'avevi in gamba era un'altra cosa, c'aveva un giocatore di esperienza europea, perché quando volte ha fatto la Champions League? Rino, secondo me Callecjon e Ciruzzo vanno via a gennaio. Ci sta, e infatti parlava proprio di quei due il presidente, li voleva far fuori. Di Mertens si parla all'Inter, io spero di no, ma si parla dell'Inter. Angela Torre, ma speriamo Franci che cambi qualcosa in questo nostro anno. Sì, deve cambiare perché non si può più andare avanti così. Ci stiamo facendo un figo della mare, ci stiamo facendo. Gianluca Laressa, ciao, buonasera. Ciao Gianluca, ciao. Se Italo cuore giallo-rosso, seri ragazzi, ciao Italo, ciao fratello romanista. Sì, è un casino, è una... Poi giù, è un momento no del nostro Napoli, ma sta andando a lungo sta cosa, perché sono 2 mesi che non si vince, sono 8 partite su, se non sono 8 sono 7. È un momento lungo che sta andando così, è negativo. C'è qualche rottura secondo me o col presidente, penso più col presidente, con i giocatori hanno qualcosa contro il presidente, non per questo De Laurentiis ha deciso di far fuori 6-7 giocatori, perché poi quando hanno fatto l'ammutinamento, no? I giocatori, era d'accordo pure Ancelotti con i giocatori di non fare il ritiro, l'ha capito? Buonasera Alvino, Rino, però Hamsik per quanto importante mancava sempre nei momenti importanti. Sì, era un po' calato, quello è vero Rino, però ti faceva la differenza a centrocampo perché era un giocatore che non solo giocava per la fase offensiva o magari ti faceva il mediano a centro in difesa, ti faceva il centrocampista, cioè era per tutto il campo, giocava a tutto campo Hamsik, capito? Pure se non era un giocatore di pressing che recuperava i palloni, vabbè, quello ci pensa Alan come ci pensava anche quando c'era Hamsik. Marco Riccio, oppure se non deve andare Ancelotti, come si dice sempre. Allora, il mio parere è che per il momento c'è Ancelotti, io gli darei almeno altre 2 o 3 possibilità. Ha detto che ora vuole ritornare al 4-3-3, al modulo che usava anche Sarri col Napoli. Diamoci questa opportunità. Se Ancelotti fallisce anche queste 2 o 3 partite, allora a quel punto devi cambiare l'allenatore. Chi c'è come allenatore buono attualmente? Allegri, andrei a prendere Allegri.
Però secondo me il modulo giusto proprio del Napoli è il 4-3-3, perché anche Lozano, se lo vedi nel 4-4-2, Lozano non funziona, proprio perché Lozano non gioca come punta, ma Lozano è un esterno d'attacco, deve giocare nei tre di attacco, sì, ma esterno. Metti esterno Lozano e poi la prima punta deve essere Milik e dall'altra parte ci puoi mettere Insigne, Mertens, lo stesso Callecon. A centrocampo, i tre centrocampisti ci metti Allan, Zielinski e Fabian Ruiz oppure El Mas. A quel punto, se giochi col 4-3-3, ti serve anche un centrocampista, un altro centrocampista da andare a prendere sul mercato, perché non puoi avere solo El Mas in panchina, perché tre devono essere titolari, solo El Mas non ti basta, a quel punto devi andare sul mercato a prenderne un altro. Marco Riccio, secondo me li manda tutti, solo Gulama e Insigne perché si sono litigati con Ancelotti. Boh, vedremo. Ora sono tante voci che girano, ma alla fine sono i fatti, quello che conta sono i fatti. Io spero che non girano così tante voci perché fanno solo male all'ambiente, ai giocatori, alla società, cioè a noi tifosi specialmente, perché è vero che fa male alla squadra, ai giocatori, ma di più fa male a noi tifosi stiamo male, va giù. Allora a certi giocatori che cacchio gliene fotte, tanto pigliano i milioni, pigliano i miliardi, cioè quelli che stanno male siamo noi tifosi che abbiamo l'attaccamento alla maglia, prima di tutto, capito? Alla squadra, alla città. Buonasera Italo, oppure se ne deve andare Angelotti, come si dice? Sì. Angela, mamma quando ci manca Marek, è un casino, a me mi manca un casino, per me era il leader di questo Napoli Marek. Sì, però quello che è successo negli spogliatoi dopo Salisburgo con la sparata di... quello non doveva esserci, ma anche secondo me contro il Genova è stato sbagliato far sedere Edoardo De Laurentiis in panchina perché l'ha messo pressione ai giocatori, non doveva esserci il figlio del presidente nella panchina. Dai, quella secondo me è stata una cosa sbagliata da parte del presidente. Napoliello, sto al terzo posto a Fantacalcio, complimenti Gabriele, bravo. No, Marco Ancelotti c'ha l'appoggio di Dela. Quello sì, bravo, è vero Rino, c'ha l'appoggio di De Laurentiis, Ancelotti. Io chiedo scusa a tutti, non mi intrometto di calcio, non me ne intendo, sono solo passato a dare un supporto. Ciao Gianluigi, grazie mille di essere passato, ti auguro una buona serata, ciao amico. Gabriele, nel Napoli Allegri non ce lo vedo proprio, lo so, anch'io in questo momento no, però se Ancelotti dovesse ancora portare risultati del genere, cioè ancora altre tre partite senza vincere, mi sembra una cosa eccessiva, una cosa che va oltre, no? A quel punto devi dare una scossa all'ambiente e serve un allenatore nuovo, che sia Allegri, che sia Spalletti, che sia qualcun altro che ha in mente De Laurentiis, serve una scossa all'ambiente, perché non si può andare avanti così. O Ancelotti si decide di portare risultati, oppure almeno altre tre partite bisogna cambiare. Anch'io penso che ci dobbiamo dare oltre il possibile perché è un vero allenatore. Sì, bisogna avere almeno altre tre partite di fiducia Ancelotti, vedere in queste tre partite quanti punti ci dà, sommare da lì cosa fare, se farlo restare o se mandarlo via a quel punto. Rino Nile a sentirci nel tuo canale. Ok, però devi far giocare anche... Ecco, quello che dicevo io. Ancelotti cosa ha sbagliato secondo me? Che diceva che Milik era un perno che secondo lui amovibile, doveva giocare le partite, era l'attaccante su cui puntava. Ma Milik non lo sto vedendo più in gamba. Allora pure Ancelotti, no? A volte non lo capisco. Dici che parte con Milik da titolare e poi non lo fai giocare. Allora che sono strunzate quelle che stai dicendo? Quello mi ha fatto arrabbiare da Ancelotti, perché anche i cambi non ho capito. I cambi contro il Genoa, che ci azzecca a levare Callecon quando Callecon ti crossa il cross in mezzo, ti fa la partita perché torna indietro alla fase difensiva, è l'unico che sputa sangue e me lo va a togliere Callecon, e Angelo. Poi Amin, ce l'ha in banchina Amin, non lo fa mai giocare, eppure lui potrebbe essere il giusto sostituto o di Insigne o di Mertens, perché
fa le stesse giocate, se vai a vedere, fa le stesse giocate sia di Insigne che di Mertens, salta l'uomo, è veloce, è rapido, ma perché in quella serata con il Genoa, quando Insigne ha fatto una partita di cioè aveva tutto lo stadio contro e non era in giornata, lieva Insigne e mette Amin, leva Insigne e mette Amin, cioè poi dice che a posto dell'occhio tiene i paraocchi tiene, non ci vede niente. Che tiene? Voglio, che tiene? Se ne viene pure una Repubblica Ceca, Ancelotti per caso. Angela Torre, tieni ragione, non doveva essere in panchina, infatti, non doveva starci in panchina, mette solo pressione. Voglio, è che come i pitbull che ti mozzicano nei capelli, voglio, è che la da corre. Non sa nemmeno dove tirare, li mette fuori anche i giocatori a tirare. Io spero che Ovamai Carletto sia sostituito, non venga né Allegri né Spalletti, mi piacerebbe un giovane. Chi sta, De Zerbi o Rino? Ti piacerebbe pure Gattuso o De Zerbi? Ma non lo so, Rino, non lo so. Non lo so, anche De Zerbi è un ottimo allenatore, per carità, è forte. Però avrei paura che la pressione della piazza e del San Paolo sia una cosa troppo grossa per lui, capito? È quello. Ma però voglio vedere che De Laurentiis non è scemo, De Laurentiis sa dove andare. Poi ci sta perché De Laurentiis cioè è la prima volta che sbaglia allenatore. Abbiamo visto con Benitez ha fatto bene perché comunque contestato dalla piazza del Napoli che non dava buon gioco, ma ti ha fatto vincere la Supercoppa Italia. Quando mancava la Supercoppa Italia? Da 30 anni, e Benitez te l'ha portato un trofeo a Napoli, è stato l'unico a portarti il trofeo a Napoli. Mazzari ha fatto bene, ti ha fatto crescere il Napoli. Benitez appunto ti ha portato i trofei. Sarri ti ha dato un bel gioco e ti ha portato al secondo posto quasi alla conquista del campionato. E questi allenatori qui l'ha presi De Laurentiis, non è scemo De Laurentiis, c'ha occhi, no? Poi ovviamente si è fidato di Ancelotti, è rimasto fottuto. Voglio, l'unica volta dove è andato sulla garanzia di trofei, campionati vinti, eccetera, eccetera, ha sbagliato. È andato su Ancelotti e ha sbagliato. Io penso che De Laurentiis sappia dove andare a pescare se dovesse andare via Ancelotti, se non fosse confermato. Franci, come lo vedi Gattuso come coach del Napoli? Comunque da una parte mi piace Gattuso perché appunto io amo gli allenatori con la grinta, con la cattiveria e Gattuso è uno di questi. Gattuso sì, lo vorrei vedere, cioè magari perché lui rispetto a cosa, come diceva Rino, Gattuso De Zerbi. Gattuso forse mi piace un pochino di più perché c'ha quella grinta che la cattiveria si ingazza, cioè da quella carica, è carismatico, no? Te la cazzim, come diciamo noi a Napoli, per quello mi piace. Anzi, io proprio a quel Rino mi riferivo, no a me, e infatti, lo so Rino, Gattuso non mi dispiacerebbe, devo dire la verità. Marco Riccio, ma Insigne per giocare bene deve giocare a sinistra, non come fa Ancelotti che lo mette in altre posizioni in cui non si trova. E infatti Ancelotti fa giocare dei giocatori non nei propri ruoli, Insigne, che sia Lozano, anche Lozano lo fa giocare prima punta, è chiaro, Lozano deve giocare esterno di attacco, i tre di attacco, Lozano, Insigne, Milik, Lozano, Insigne, Milik, Lozano, Milik, Mertens. Oh, che sono i tre attaccanti. Il centrocampo, Allan, non c'è Allan, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski. Allan, Fabian Ruiz, Zielinski, li fai girare così. Quando non c'hai, perché ce n'ha 4 contati il Napoli, se deve giocare a 3 a centrocampo, Cagliacone non può giocare con il centrocampo a 3 perché Cagliacone giocherebbe col centrocampo a 4 dove gioca esterno di centrocampo. Se giochi a 3 devi mettere 3 centrocampisti che sono quelli lì, Alan, Zielinski, Fabian Ruiz oppure il Massimo, li fai girare. Però a quel punto se giochi col centrocampo a 3 devi andare sul mercato a gennaio e prendere un altro centrocampisti che il Napoli attualmente non ha perché l'abbiamo dati via Roque e Diavarà purtroppo. Ma Insigne per giocare fatto. Secondo me arriva Mourinho, magari anche Mourinho è un altro motivatore. Anche Mourinho mi piace perché è un allenatore che si ingazza, che dà quel cazzimma pure lui. A me mi piacciono gli allenatori che cazzimma, quelli che urlano, quelli che ti danno la grinta, quelli che voglio che ti dice no, cioè Ancelotti magari si sfoga in dopo spogliatoio solo,
Poi quando sta in campo, alzo sopracciglio, massica la gomma e se ne sta settata in banchino a porchetta. Io non lo so. Può essere Matela ci ha abituato a tirare fuori il cilindro dal cappello. Infatti, è quello che dicevo Rino. Gabriele Albino, fossi in ADL io avrei cacciato ora Ancelotti, ma servono i soldi, ADL non li caccia. Quello è un altro punto negativo del nostro Napoli, perché De Laurentiis se investirebbe il Napoli avrebbe i suoi frutti, cosa che non fa De Laurentiis, perché De Laurentiis ci ha preso in un'occasione, voglio che questo non me lo dimentico, perché io guardo tutto. De Laurentiis ci ha preso per i fondelli quando doveva acquistare l'attaccante, doveva prendere i Cardi non l'ha preso, che diceva prendiamo i Cardi non ha scelto il Napoli, ha scelto il Paris Saint-Germain al Napoli, no? C'erano liberi qualche altro attaccante in cui puntare, perché se tu cacciavi i soldi, tu pigliava Zapata, oppure Belotti, oppure Immobile, era cacciare i soldi, volevi pagare i Cardi 80 milioni, se volevi pagare 80 milioni i Cardi, vedrai se tu ci ridu 80 milioni, anche meno, 60-50 milioni all'Atalanta, tu pigliava Zapata, 70 milioni potevi prendere Immobile, no Ancelotti, De Laurentiis ci ha piato poco culo là, perché diceva Cardi non è voluto venire, Pepe non è voluto venire, che alla fine qualcosa già sapeva, che alla fine non arrivavano a Napoli per certe cifre. Sai che c'è? Prende a Llorente a zero. Voglio è furbo e là ci ha fregato a tutti noi tifosi, e che lo mo tengo cao, quello ha sbagliato, su quello ha sbagliato. È Italo magari, Gattuso c'ha a cazzini, infatti Gattuso c'ha tanta cazzini, Gattuso sprona i giocatori a giocare bene, eccolo, bravo Marco. Infatti a me piacciono gli allenatori come Conte, come Sarri, come Mazzarri, come lo stesso Gattuso, sono allenatori che cazzimma, appunto, sono allenatori che si arrabbiano, che danno carica ai giocatori. Se tu ti addormenti sulla panchina, fai a dormire pure i giocatori in gambe, capito? Isso c'è infatti Zapata bello, ecco Rino, Zapata bello, ma anche lo stesso Ciro Immobile, Ciro a me mi piace da morire, Immobile al Napoli ce lo vedrei come il pane, sai Immobile e Insigne che hanno già giocato a pescare, Immobile mi piace da morire a me, Immobile lo vedrei proprio bene al Napoli. Vai. Niente, parliamo un po'. Abbiamo parlato un po' della situazione Napoli. Sappiamo il clima che c'è. Lasciamo un po' di tranquillità, stacchiamo un po'. Passiamo alla 12ª giornata di campionato e parliamo un po' di campionato. Avete visto venerdì il derby Sassuolo-Bologna che è finito 3-1? Cioè, Sassuolo che ha dominato questa partita, secondo me. Il Sassuolo ha vinto meritatamente. Voi cosa ne pensate della partita del Sassuolo contro il Bologna, che secondo me ha meritato, appunto, come dicevo, non c'è stata partita, ma che cacchio è per esempio il mister è tale quale a Gattuso, infatti appena urla giochiamo bene, infatti. Francia, onestamente cosa pensi delle prossime partite del Napoli? Secondo te le vinceremo oppure no? Ecco, allora, la prossima partita abbiamo proprio il Milan. Ancelotti, cioè, si va a giocare praticamente il suo futuro, perché da quando so io e quando ho letto io, ragazzi, ora non mi voglio buttare avanti, la cosa può essere veritiera come falsa, però da quando so io Ancelotti, De Laurentiis ha dato l'ultima opportunità ad Ancelotti proprio contro la sua ex squadra, contro il Milan. Se Ancelotti non fa il risultato rischia l'esonero, da quando so io, e De Laurentiis avrebbe già in mente il sostituto, che a quanto pare secondo me è Allegri, poi mi posso sbagliare. No Francia, io dopo la partita del Napoli non ho visto più nulla. Niente, comunque il Sassuolo ha giocato venerdì, Rino, il Napoli ha giocato sabato sera. Niente, che devo dire, contro il Milan la vedo una partitaccia comunque, perché abbiamo visto ora l'ultima prestazione a Torino del Milan, ha giocato bene, e noi stiamo attraversando un periodo difficile, così come il Milan. Non so, perché il clima che c'è a Napoli, rischiamo anche di perderla sta partita.
non voglio gufare, anzi, io spero che no, un croce e dita e mette il corno in terra, ma voglio come si fa a essere positivi in questo? Dovremmo esserlo, dovremmo supportare la squadra, però boh. Io spero che contro il Milan, appunto, contro il Milan Ancelotti vuole giocare con il modulo che usava Sarri, il 4-3-3, e secondo me è il modulo migliore per iniziare a ripartire con i risultati, però il Milan anche ha fatto una grande prestazione con la Juve, non saprei, non saprei, è difficile come partita. Ho visto un po' distrattamente Juve-Milan. No, Allegri no, ma infatti anche a me Allegri non mi piace. Anche a me Allegri non mi piace. Io vorrei Gattuso più che Allegri. Sono d'accordo con te, Rino, perché Gattuso appunto è un motivatore, uno che c'ha cazzimma. Proprio, secondo me è proprio giusto per la piazza di Napoli, Gattuso, guarda. Anche Miarovic mi piacerebbe, un altro motivatore, un altro cagazzimmo che non molla mai. Anche Sinisa mi piace. Però non penso che lascia il Bologna, non penso. Noi per poter sperare di vincere dobbiamo giocare bene. Appunto, se giochiamo da Napoli, come sappiamo noi, perché la rosa nostra è superiore a quella del Milan, se giochiamo da Napoli non c'è partita, secondo me si vince. Tutto sta se giocano con l'intenzione di vincere o se giocano contro la società. Tutto sta a quello, bisogna vedere cosa hanno intenzione, cosa hanno in testa i giocatori. Cosa hanno in testa i giocatori. Francia, una cosa è certa, se giochiamo come l'ultima volta la perdiamo sicuro. Brava, brava Angela, sono d'accordissimo con te. Se giochiamo come abbiamo giocato con il Genoa, si perde a Milano. Mettiamocelo scritto, per iscritto, perché il Milan ha giocato, se gioca come ha giocato con la Juventus e noi giochiamo come abbiamo giocato in casa con il Genoa, perdiamo, perdiamo. Dobbiamo sopperire le mancanze tecniche con il gioco. Che periodaccio, che periodaccio. Guardate, Maron. Allora, niente, a parte il Napoli dice non avesse niente lì. Cioè, poi c'era Brescia-Torino 4-0. Inter-Verona, l'Inter che vince 2-1 e rimonta, però ancora una volta soffrendo l'Inter. Cioè, però questa è la differenza, vedi Inter e Juve vincono le partite anche soffrendo, no? È qui che si vede la grande squadra, purtroppo, dicendo purtroppo, perché il Napoli sarebbe una grande squadra, ma gli manca la mentalità, è inutile girarci intorno, perché vedete Inter e Juventus, nonostante soffrano, riescono a portare il risultato a casa. È quello, ma siamo scarichi mentalmente, è questo, non c'è, siamo sia scarichi e sia non c'è la voglia di andare a vincere, perché non vedo la convinzione nei giocatori, non vedo, c'è una convinzione sia nei giocatori ma anche l'allenatore a volte non mi convince nei cambi, spero che ora, perché ha cambiato troppe volte sia il modulo che i giocatori. Ora spero che faccia giocare i giocatori nella propria posizione e che giochi con il 4-3-3, perché secondo me il modulo giusto al nostro Napoli è il 4-3-3. Sì, l'Inter l'ho vista, ha sofferto tanto. Ciao Freses, ciao. Ha sofferto tanto l'Inter, alla fine è riuscita a ribaltare e quello vuol dire tanto, cioè l'Inter quante partite ha vinto soffrendo, ma l'ha vinte, quanti punti ha fatto, è importante. Se te guardi l'Inter che vince queste partite come ha vinto con il Verona, come ha vinto a Cagliari, anche soffrendo partite che magari non meritava di vincere, no? In certi casi con il Brescia, ma l'ha vinte, e se te vinci quelle partite ti puoi andare a prendere anche lo scudetto. L'Inter attualmente la considero la candidata allo scudetto per la Juve, cioè la Juventus è la favorita, ma l'Inter è la squadra che secondo me terrà a testa alla Juventus. Vedete come ve lo dico da ora, cioè secondo me l'Inter fino alla fine del campionato darà noi alla Juventus, che sarà 3 giornate prima, 4 giornate prima lo vince la Juventus, però l'Inter fino a lì ci sarà secondo me. Purtroppo il Napoli ha perso troppi punti per essere lì. Dobbiamo essere obiettivi. Io sono obiettivo sul calcio e quando una squadra gioca bene viene elogiato, quando una squadra gioca male. Il nostro Napoli sta passando un momento
più che negativo e abbiamo perso troppissimi punti per andare a giocarci lo scudetto con Inter e Juventus. Ci vogliono solo miracoli, dovresti vincerle tutte da qui a fine campionato, ma la cosa, diciamo le cose come stanno, è impossibile praticamente. Nulla è impossibile, però voglio è il 99% praticamente. E secondo me ci giocheremo un boss in Champions, quello ci giocheremo, voglio, è la realtà dei fatti di ora. Se riusciamo a rigirare, se no altrimenti addirittura ci giocheremo un boss in Europa League. Speriamo di no. Sì, Francia, ma la Juve e Inter giocano male, ma poi episodi e aiuti arbitrali e vincono. Sì, anche quello, anche quello. Ovviamente, Rino, Juventus e Inter, sì, attualmente si giocano il campionato, è vero che vengono anche aiutate, e ovviamente sappiamo, Rino, Inter, Milan e Juve devono essere le protagoniste dei campionati, no? Attualmente il Milan è messo come l'Inter, ti ricordi di tanto tempo fa, ma vedrai nel giro di 3-4 anni anche il Milan ritornerà in quelle posizioni lì, ritornerà anche lei a essere il Milan, poi vedrai è così, perché quelle sono le squadre in cui dovranno giocarsi il titolo alla fine. Noi non abbiamo sempre giocato bene, però non ci fanno più manco un rigore. Ecco, se parliamo del calcio di rigore, no? Il rigore che Mertens ci hanno dato a Firenze, visto il rigore che ci hanno dato a Firenze, ci hanno fatto scundare, ci hanno fatto, come si dice, caga per tutte le partite. Cioè, ora quando abbiamo un episodio a favore non ce lo fischiano più. Da quel momento in poi non ce l'hanno più fischiato. È quello lo schifo. È quello lo schifo, capito? Pure noi stiamo passando un momento negativo e di sfiga. Anche la Spal, appunto, Freses. La Spal che gioca un bel calcio, perché io ho visto le partite della Spal. Anche avendo perso dei giocatori magari importanti che aveva alla spalla come Lazzari, come il difensore centrale che ora non mi ricordo come si chiama, comunque che è al Torino, non mi viene il nome, in mente il nome, comunque ha perso dei due pezzi importanti in fase difensiva. Comunque la spalla mi piace come gioca e ovviamente avrebbe meritato qualche punto in più in classifica, anche la spalla sta girando un momento negativo. Voglio un 0-0, ci mancano i gol. Io mi ricordo, dissi pure, quando Mertens non segna, faremo fatica. E infatti non avevo tutti i torti. Non avevo tutti i torti. È successo così. Mertens non sta facendo gol, il Napoli fa fatica. Poi ha cominciato a segnare Milik e poi mi mette a bestemmiare, mi mette a dire parolacce. Si fa male Milik. Pure la short ci gira tutto male, nonostante non abbiamo i risultati. I giocatori, le nostre punte non riescono a far gol, si fanno male pure i giocatori. E che marron, veramente. È il Cagliari. Vogliamo parlare del Cagliari che fa 5 la manita alla Fiorentina. 5 palloni alla Fiorentina. Questo Cagliari sta facendo un campionato spettacolare. Questa è una squadra da elogiare perché comunque il Cagliari sta facendo un campionato straordinario. Tanto di cappella il Cagliari perché veramente sta sorprendendo. Ma io già me l'aspettavo dagli acquisti mirati che ha fatti. Anche Rog che ci faceva schifo, ci poteva fare sempre comodo in panchina uno come Rog. Vedi che ora il Napoli gli serve un altro centrocampista, non ce l'abbiamo, li abbiamo dati via sia Rog che Diavara. Rog al Cagliari fa la differenza, così come c'hanno Castro, così come c'hanno Cigarini, così come c'hanno Nandez, così come c'hanno Nengolan, c'hanno un centrocampo forte il Cagliari. Il Cagliari è una bella squadra, per non parlare poi della fase offensiva, Simeone, Pavoletti che assente per infortunio, è un'ottima squadra, secondo me si lotterà un posto in Europa quest'anno, vedete come ve lo dico, sarà molto difficile, cioè quasi, secondo me, impossibile centrare la Champions, però però l'Europa League la può lottare, poi nulla è impossibile, possono sognare anche quello, però l'Europa League ci può arrivare il Cagliari. Pure l'ultima partita c'era fallo di Mario, infatti, non parliamo dei rigori PL, Preses, lo so, alla Juve e all'Inter non appena li toccano in area di rigore toccano le mani, lo so, Rino, Juventus e Inter sono una cosa, capite? Sono, come dico, sono le squadre principali del campionato, ora devono lottare loro per lo scudetto, il Napoli è stato escluso praticamente.
come c'è qualcosa, sì, glielo danno. Sorpresa del campionato, ma si sapeva. Sì, infatti, me l'aspettavo io il Cagliari, infatti l'ho messo in quelle... Cioè, se andate a vedere la mia classifica, l'ho messo lì più o meno. L'ho messo fuori dall'Europa League, ma sesto, settimo posto l'ho messo settimo se non mi sbaglio. Il Cagliari sta andando bene, mi fa piacere, però siamo ancora a novembre, dobbiamo vedere a finale. Infatti, però il Cagliari è un'ottima squadra, Rino. E chissà, almeno l'Europa League se la riesce a giocare. Mamma, veramente, però c'era un rigore su Llorente in Napoli-Cagliari. Eh sì, rigore negato a Llorente, infatti. Ma non è il primo, anche quello con l'Atalanta, dai, se non era quello di su Llorente c'era un altro titolo in con la mano. Se andiamo a vedere gli errori arbitrali sul nostro Napoli dopo quello di Mertens, ci vuoi togliere i 3 punti contro la Fiorentina e darci un pareggio? Ma se va a vedere l'Atalanta, se va a vedere appunto il Cagliari, se va a vedere un'altra partita, te prendevi almeno un altro punto col Cagliari, 3 punti con l'Atalanta, altri 2 con l'Atalanta, almeno 4 punti, 5 punti in più ce l'avevi. Questo è. 5 punti in più, 6 ce l'avevi. E 5 punti in più 6, ora eri in zona Champions, era al terzo posto. Vuol dire, Europa ci va in Champions darei un 30%. Dare un 30%, sì, perché vado in Champions è difficile. Ancela è mica solo quello, anche contro il Torino fallo su Gulà. Infatti, Dino, te l'ho detto, a noi dopo quell'episodio lì ci stanno proprio schifati, ci stanno ignorando a ogni nostra possibilità di calcio di rigore, fallo di mano, non ci vedono più proprio. Si mettono paraocchi, fanno finta di non vedere niente. Ciao Michi Russo, ciao fratello del Catania. Ciao. Avete vinto, ho visto, 2-1 in rimonta. Avevo giocato la vittoria del Catania. Ora col Sicula, mi sembra, se non vado errato. Il Catania aveva vinto 2-1. Avevo giocato l'1 del Catania quando perdeva. Grande Catania. Speriamo di vedervi in Serie A fra qualche anno. Sì, Francia dovevamo avere almeno 5-6 punti in più. Infatti, a quest'ora, in questo momento staremo parlando tutto di un'altra cosa. Saremo terzi in classifica. Vabbè, Angela, ci sta girando così tutto a sfavore, gli episodi, la sfortuna, perché quando vogliamo parlare della sfortuna, quanti legni abbiamo preso fino ad ora? Nemmeno sto raccontando, quando ne avremmo preso? 8, 9, ma? Sì, infatti Miki l'ho vista, grande Catania, bravi, vi rivolgo subito in A per il nostro gemellaggio. Voglio, cioè pali, episodi contro a sfavore, cioè che non ci danno mai un calcio di rigore più, cioè non ce lo stanno a chiudere. E ci metti che il Napoli non ha più il gioco, e ci metti che non stiamo facendo più risultati perché i giocatori non hanno la mentalità per quando a vincere la partita, perché un po' gli episodi, un po' tutto l'ambiente che si è creato, un po' tutto insieme stiamo sprofondando proprio, Giacomino, Giacomino Pisellina, non ne parliamo proprio. Pisellino, lascia sto Pisellino, sta buono in da pasta, sta buono che fagiolino, Pisellino fagiolino. Prendesi il pollo, scusate l'ignoranza, ma in che categoria è il Catania? Il Catania mi sembra in C2, se non vado errato, fra o C1 o C2. Ora non mi vorrei sbagliare, C1 forse, C1 il Catania. Perché non andare al VAR per il fallo? Cioè il VAR, non lo so, al Napoli sembra che ci sia qualcuno dentro al VAR che dice no, non glielo diamo il rigore a Napoli. Che ci stanno? Juventus Inter? Non lo so, non lo so, perché ogni volta hai visto un video, Rino, il video della macchinetta dell'autovelox che cammina e fa foto, e mi sembra che nella VAR ci sia qualcuno che dice no, non diamo il rigore a Napoli, non diamo il rigore a Napoli, non c'era la punizione, non ha toccato le mani, ha toccato la spalla, è così, è così. Cioè, siamo pure sfortunati che siamo sfortunati, ma poi gli episodi non ci vengono chiamati nemmeno. Cioè, dove
ci appelliamo, a Roce appellammo, frate, eh, voglio, ci gira tutto male, ci gira tutto male, ci gira. E che maronna, voglio che maronna. Abbiamo preso 5 pani in Champions e 9 in campionato. E che cazzo? Infatti, maronna. Ma che maronna, voglio che maronna. Cioè, che dobbiamo prendere a Pioli per i miracoli, che ne sai? Almeno ci fa qualche miracolo. Voglio non fare parlare tuo fratello, vogliono sentire più forte la campagna. Non ti penare, sarò con te se non c'è più divertimento, torna quello dell'anno scorso. Grande Paolino Lazurza, divino. E comunque sì, sarebbe bello, sarò con te sempre, sarò con te e tu non devi mollare. Abbiamo un sogno nel cuore e non lo diciamo quella parola, mo, perché stiamo lontano proprio. Comunque, speriamo bene, voglio. Angela Torrerino. Ma la vera domanda è, ci sta veramente qualcuno al bar? E chi ci sta? Ci sta Paolo Lasorza, il mio amico, nella VAR sta nascosto e dice non diamo rigore alla Juve, non diamo rigore a Napoli, diamoci alla Juve e all'Inter e al Milan, perché hanno sta loro in coppa. A parte il Milan no, perché il Milan sta sotto, però a Napoli non glielo diamo, il Napoli sa da dormire poco, facciamolo sta calmo, perché se gli diamo pure i rigori a Napoli, poi ci fa cagare a mano. Capito? È quello, Paolo, basta andare nella VAR a farsi discorso, basta. E che maronna, basta Paolo, basta, basta. Ah, Maron, Rugarmene mi Maron. Preses. Allora, parlammo un po' del partito, perché cioè, del Napoli abbiamo detto tutte cose, poi ritorniamo anche sul risultato. Lazio-Lecce, voglio, ma l'avete vista Lazio-Lecce 4-2? Il Lecce ha tenuto testa alla Lazio fino a quando erano sul 2-1. Se non vale, sì, fino a quando erano sul 2-1. Poi Babacar, voglio, ma io dico il Lecce c'hai Mangosu che ti ricaccia il rigore buono, chi fai di là? Proprio Babacar che l'ultimo rigore l'aveva sbagliato, sì, poi l'ha fatto quello sulla respinta, ma l'aveva sbagliato il rigore e lo rifà tirare a Babacar che lo risbaglia un'altra volta, che poi la Padula si ritrova in fuori gioco e lo sbaglia, cioè io dico ma Liverani sta buono che la capa, cioè ottimo allenatore, sì, perché sta facendo giocare da un bel gioco a Lecce, Lecce fa un bel gioco, mi piace come gioca. Però che sta scelta di Liverani secondo me ha sbagliato totalmente. Babacar, fai tirare. E niente, da lì poi la Lazio ha fatto il 3-1 sul contropiede e ha chiuso la partita di piede perché Lecce poi demoralizzato, ne ha fatto un altro. Ciro Immobile che amo tanto, che lo voglio al Napoli assolutamente, perché io voglio Immobile al Napoli. Niente, poi la Lazio chiude la partita sul 4-1 e Lecce la riapre per modo di dire 4-2, che è partita già finita. Ma la cosa più assurda è che hanno avuto pure il coraggio di dire che il fallo era di Llorente. Sì, infatti. Ho sentito dire che la Lazio è stata in qualche modo favorita. Ci sta Rino, però comunque la Lazio l'ha meritata la vittoria, su per giù. Rigori sbagliati stagionali, hai ragione, grandissima partita della Lazio. Peccato che appunto il Lecce ha sbagliato quel rigore, perché se avesse fatto quel gol sul calcio di rigore, secondo me sarebbe stato tutta nella partita. Secondo me il Lecce l'avrebbe pure potuta pareggiare, perché lì quando sbagli un calcio di rigore la squadra poi magari si demoralizza, perché sapendo di aver perso l'occasione per poterla pareggiare quando vieni schiacciata, è così. Poi è andata verso il verso della Lazio facendo il 3-1, l'ha chiusa definitivamente. Anch'io voglio Immobile a Napoli, infatti Immobile ce lo vede, lo amo, io voglio un Napoli, non c'è niente da fare, lo voglio, della Re, valla a piglia i soldi, chiama in cielo un coppo tavola Lotaito, dacci i soldi a Lotaito e quello ti dà a Immobile che ce lo pigliamo noi, non gli immobili che vendono
Ah, il Decathlon dove li vendono, come si chiama? Al Decathlon, vabbè. A Mondo Convenienza. Ma Immobile quello della Lazio. Secondo te, chi era utile ieri con il Magone? Chissà? Che ha pareggiato un rigore Mussa, mamma mia. Peccato per voi, all'ultimo, al 98esimo, madonna, che ha parato un rigore Musso. Ma Sampdoria-Atalanta, poi vogliamo parlare di Sampdoria-Atalanta 0-0. Io me l'aspettavo, vi dico la verità. Io ho detto la Sampdoria non perderà, infatti non ha perso. Poi alla fine Udinese spalla appunto, Udinese spalle che è 0-0, il rigore sbagliato dalla spalla nel finale. Parma-Roma 2-0, la Roma che vince con il Napoli, fa la partita della vita con il Napoli e vince 2-1 e poi perde a Borussia 2-1 e perde a Parma 2-0. Cosa da metterci una funo in cane, cioè non è incredibile come è il calcio, cioè la Roma viene a vincere con noi 2-1, è vero che il Napoli, cioè eravamo già in quel momento, eravamo già nel momento negativo del Napoli, nella striscia negativa, abbiamo confermato contro la Roma ovviamente, e la Roma però abbiamo visto che anche la Roma ha i suoi difetti, perché vince con noi e poi è andata in Champions, è andata in Europa League col Borussia, ha perso subito, è tornato in campionato con il Parma, a posto di riscattarsi in campionato ha perso pure in campionato, è capito? Cioè il fatto che in Italia Lazio, Roma, lo stesso noi, Napoli, facciamo fatica e questo è il punto, che le squadre che dovrebbero lottare per la Champions fanno fatica, il Cagliari e l'Atalanta ne approfittano proprio loro per poi magari andare in Champions League, capito? Cioè quello è il calcio di oggi, cioè che anche un Cagliari potrebbe lottare per un posto in Europa proprio perché c'è Lazio, Napoli e Roma che attualmente stanno facendo male. Sì, 90esimo rito per dimenticare. Anni fa poteva venire pure Verratti, Mazzari disse di no, infatti quello è un altro sbaglio che è stato fatto proprio. Fra, se ti compri immobile poi stai fermo, non lo compra. Paolo, infatti stiamo proprio bloccati, ma no, immobile è forte, Paoli, immobile è forte, lo sai anche te che è forte. Giocava poi in Torino e poi in Napolitano, un'Apla più forte do Moon, Immobile più forte do Moon, perché è napolitano. A parte scherzi, Juventus-Milan, parliamo pure della lota. Juve-Milan 1-0 per la Juventus. Chi ha fatto gol della Juventus? Dybala. La Juventus ci può dare il rigorino, ci può dare il bacio perugino, ci può dare il fuorigioco che c'era e poi gol, anche quando ci stanno gli episodi che gli danno a favore, c'è il campione che ti fa la partita e ti vince la partita. Allora Juventus o li gira storto o li gira bene, o segna il campione o segna lo scarpare, sta sempre prima, non cambia niente, la Juventus è sempre prima. Vabbè, Francia, tutte le squadre quando giocano contro il Napoli fanno la partita infatti quando vedono l'azzurro si scedono tutto lo suono, stanno in coma per 5 anni, per 6 anni, cioè per 2 anni, poi arrivano contro il Napoli, ma pazziamo a schettare la capa, si scedono proprio, sembra che si pigliano 4-5 Red Bull e fanno la partita della vita proprio. Spero che con il Genoa, ma la vedo dura, è difficile. Col Genova è difficile perché il Genova sta giocando bene, con noi è stato fortunato, ma anche noi vogliamo rischiare via un gol nel finale se non era per Calidou. Sì, Angela, quando giocano cacciano la scienza, sempre cacciano la scienza, la geografia, la storia, tutto. Paolo La Sorsa, dimmi chi è. Tutte. Ronaldo ha abbandonato lo stadio. Ronaldo se ne aiuta a fare palestra, perché ora lui se ne va a fare palestra, si spuma tanto, si fa i muscoli, si fa muscoloso per piacere alle donne e poi ma non vero più la porta, non vero, pure Ronaldo sa da mettere il lentino, pure Ronaldo asciugati con il fono proprio,
a parte scherzo, voglio, noi rimmo e passiamo, ma chi su Napoli, voglio, non ci fa vedere più le vittorie, non riusciamo a vedere più una vittoria. Che facciamo? Che facciamo? È un macello, voglio un macello senza vittoria. Royam, senza vittorie non si va da nessuna parte. Non si va da nessuna parte, no, senza vittoria, non si va. Voglio, è un casino, è un casino. È un casino, ma veramente le squadre contro di voi si trasformano, infatti. Ma pure la partita contro il Cagliari in un'azione hanno fatto e hanno infatti, poi, cioè quel Cagliari abbiamo fatto tutta la partita noi, hanno fatto catenacci, sono partiti una volta di contropiede e ci hanno fatto gol e ci hanno castrati perché poi ci ha assegnato Castro. Comunque voglio veramente, cioè il Napoli fa le partite e poi piglio due mazzi, come si dice. Ma Francia mamma come si è ingazzato Ronaldo con Sarri, l'ha chiamato figlio. Maron, mamma è uscito pazzo Ronaldo. Ci sta, è un figlio di doveva stare a Napoli. Sarri se ne era su Napoli, De Laurentiis se ne ha capito, poi ci dà 6 milioni a Ancelotti, a Polpettone là, perché io lo chiamo Polpettone, ci dà 6 milioni a Polpettone quando magari poteva rinnovare Sarri, taglieli a Sarri e rimaneva Sarri, pure De Laurentiis a volte è un pure chiuso, per un milione è chiuso, ti aiuta a pigliare la cosa, come cazzo si chiama, a Polpettone. Ma tu 1 milione di più gli potevi da Sarri, che Sarri quando pigliava 3 milioni, gli davi 4 milioni, 4 milioni e mezzo, capace Sarri ti rimaneva sulla panchina del Napoli. De Laurentiis, poi dici che è per chiuso De Laurentiis, a volte sì, voglio, perché quando doveva pigliare l'attaccante ha fatto pure chiuso, quando doveva pigliare l'allenatore ha fatto pure chiuso. E quando dice che il vecchio non lo prendo, Benzema è vecchio, Ibrahimovic pure, Benzone, e poi va a prendere Llorente, ma che fai? Ci porto pure culo, ci porto e chiama e chiama, ma Rossà, in che paese vive? Cioè che pensi che noi facciamo le bambole, pettiniamo le bambole, stiamo a sentire cazzate, cioè siamo intelligenti pure noi, non è che solo tu, perché sei imprenditore, sei un attore, che cacchio sì, non sappiamo cosa pensi o cosa stai facendo, che pensi che stiamo rubando casi, stiamo ma Ronaldo non può andare via prima di tutti gli altri, e se avesse dovuto sottoporsi all'antidoping, Marino, questo non lo so, No, di Sarri non voglio più sentirne parlare, Franci. Sarri se ne voleva già andare. Non lo so, Rino, perché Sarri sì, aveva messo l'ipotesi di voler andare via, però secondo me se De Laurentiis gli dava dei soldi in più lui rimaneva, secondo me rimaneva. Poi posso sbagliare, ma secondo me lui restava al Napoli. Vabbè, Rino, un'azione hanno fatto però, era viziato del calcio di rigore per noi. Sì. Anche col Cagliari mi sembra c'era un rigore per noi, infatti. Voglio, ci gira così, voglio, ci gira così. Che abbiamo fatto? Da che maronna mai per farci girare tutto a favore? Perché io non lo so veramente da chi dobbiamo andare per farci girare gli episodi a favore, veramente. Ci gira proprio male, ma male proprio, voglio, ci gira male proprio. Vabbè, che dobbiamo fare, voglio. È notte. Voglio, intanto anche in Champions League abbiamo pareggiato, com'è? In caso con Salisburgo, cioè vinciamo 4-3 in Austria e poi pareggiamo 1-1 in casa, cosa da... ma io non lo so, cioè ci bastava che la vittoria, almeno avevi ipotecato la Champions, la qualificazione. È vero che ancora alla portata, perché sì, dovremmo andare ad Anfield con il Liverpool e possiamo perdere, perché ci sta, perché ad Anfield è uno stadio difficile da far punti e ci sta a perdere. Però c'è la partita in caso col Gang che non è da sbagliare, perché quella ti vale la qualificazione, se sbagli pure quella rischi di tenere a casa, lì non puoi sbagliare.
Ma tu ti potevi già qualificare con il Salisburgo, cosa che non hai fatto, e quella che mi fa un cazzo ancora di più, perché i giocatori del K non hanno fatto la prestazione della vita, non hanno fatto la prestazione della vita, sono andati già, cioè, perché già eravamo in un momento di me, voglio, sta girando, sta continuando la cosa, sta continuando, non è che si sono fermati al pareggio col Salisburgo, anzi, sta continuando la storia qua. La Madonna del Carmine vi va bene, voglio, eppure quando la fa, fallo di mano su tiro di Insigne, voglio, più ne hai e più ne metti, quanti favori arbitrali, quanti sfavori contro di noi, cioè, ci vuole un libro, ci vuole. Non è solo quest'anno, se andiamo a vedere pure l'anno scorso, l'anno di Sarri, poi non ne parliamo, l'ultimo anno quando dovevamo vincere il campionato, dai, contro Juve Inter, Pjanic che ci trasse così di comitato su non me ne ricordo chi è e non gli dà l'espulsione. Scudetto alla Juventus. Partita compromessa lì fra Juventus Inter e Juve che la vince nel finale. E poi il Napoli alla fine, voglio demoralizzato, cioè avendo visto il risultato come è andato e gli episodi a favore della Juve, va a giocare la partita in casa contro, va a giocare la partita a Firenze e perde scudetto. È così, voglio, perché poi in quel momento pure noi ci siamo fatti prendere, cioè, dalla rabbia e abbiamo perso la partita. Cioè, specialmente Koulibaly era Gazzanene ha fatto quello che era successo, voglio, è stato buttato fuori e si è persa la partita, voglio, non siamo fortunati, non siamo fortunati, che ci dici? Io penso che se vincevamo contro l'Atalanta le cose adesso sarebbero andate meglio, eh sì, anch'io la penso così, Lino, perché basta ora al Napoli, basta un risultato, basta una vittoria per ritornare l'entusiasmo, perché sappiamo la piazza di Napoli com'è. Una vittoria darebbe l'entusiasmo a tutto, sia giocatori, sia panchina, ma soprattutto noi tifosi, perché noi tifosi aspettiamo una vittoria del Napoli. La squadra, i tifosi che vanno allo stadio, io ora sarà qualche anno, sarà un anno che non ci vado, penso, ci voglio ritornare. Nonostante il Napoli sta giocando male, ci voglio ritornare perché io sono il primo a supportare il Napoli. Infatti, specialmente nei momenti difficili. C'è gente invece che la pensa diversa. Il Napoli sta andando male, non andiamo allo stadio. Come lo fotta a me magari. Invece no, bisogna sempre supportarlo, voglio. Bisogna stare sempre vicino al Napoli. E proprio ora, se sei un tifoso del Napoli, devi stare sempre vicino alla squadra. Proprio mo che è un momento difficile. Se no è troppo facile. Il Napoli sta vincendo, il Napoli va in Champions, sto vicino a Napoli. Facile, facile.it, la vita è facile. Invece quando stai perdendo e stai vicino a Napoli, è lì che ha bisogno la squadra, è lì che ha bisogno la società, del tuo supporto, no dei fischi, anche lì, voglio, contro il Genoa io non avrei fischiato, perché hai messo solo pressione ai giocatori. So che abbiamo ragione, perché hanno fatto un comportamento di me, non si dovevano comportare così. Però voglio, dovevamo supportarli, perché alla fine a noi conta la maglia. Cioè, per quanto vogliamo bene a certi giocatori, perché noi ci attacchiamo anche al giocatore personalmente, ma quello che conta è la maglia, voglio, prima di tutto, la maglia e la città del Napoli. Rino, c'erano 2 rigori per noi su Callecon e l'altro sul fallo di mano sul tiro di Insigne. Sì. Contro l'Atalanta. Quello di Toloi, che Toloi l'aveva preso di mano. Però Francia, ora che hai detto Koulibaly, ci sono troppi giocatori fuori forma, a partire proprio da... Sì, infatti Koulibaly mi sembra un frate ricchione, non mi sembra Koulibaly. Non mi sembra Koulibaly, proprio un frate brutto di Koulibaly. Claudio Black, ciao Claudio Black. Angela, quello su Callecon non lo ricordo, però ne ricordo uno sempre nella partita contro l'Atalanta. Infatti quello di Toloi di mano, quello che stavo dicendo io. Bravo Fra, per i tifosi si vedono nei momenti brutti. Infatti Paolo, io sto sempre vicino al Napoli, è proprio ora il momento di supportare il Napoli, cioè è troppo facile quando ci sono i risultati che il Napoli vince e tutto, poi quando il Napoli va male affischia tutti quanti. Voglio, devi supportarlo il Napoli, non ti può mettere a fischiare, se no, se ti metti pure a fischiare i giocatori non giocano, i giocatori si fermano pure in mezzo campo perché l'abbiamo visto.
e poi ti fanno continuano nel momento positivo e voglio, e allora andiamo sempre più in giù, andiamo sempre più in giù. Noi dobbiamo aiutare, non buttare giù sempre in fondo la squadra, perché così facendo la butti ancora più giù, perché li demoralizza ancora di più i giocatori, fischiandoli. È un momentaccio, spero che passa tutto. Romina Bompasso, ciao, l'Inter può stare attaccata fino alla fine del campionato dietro la Juventus? Ciao Romina, infatti io questo dicevo, secondo me sì, secondo me almeno fino alla quind'ultima, quart'ultima giornata sì, perché vedo un grande potenziale dell'Inter, appunto cosa me lo fa pensare? Me lo fa pensare il risultato con le piccole medio squadre, tipo con il Brescia vincendo a Brescia, tipo la partita recuperata con il Verona che ha vinto e rimonta, queste partite qui, no? Quella col Cagliari a Cagliari che ha vinto nonostante avesse sofferto tanto, ma le vince e questo ti fa pensare che ha la mentalità per poter vincere il campionato anche l'Inter. Secondo me è difficilissimo vincerlo, perché la favorita è la Juventus, ma l'Inter c'è, secondo me l'Inter terrà a testa appunto, come avevo detto, fino a fine campionato alla Juventus. Secondo me sì, Romina, sì. Voglio. Vorrei tanto anche io, sì, come stiamo facendo, il gioco non c'è, vorrei tanto che anche questo fosse il Napoli che un gioco non ce l'ha, però che verrebbero i risultati. Allora tu dici, vabbè, il gioco non c'è, ma almeno vengono i risultati. Ma il bello è questo, che il Napoli non c'ha gioco e non c'ha nemmeno risultati, è quello che mi fa ridere. Quando con Sari c'era un bel gioco, c'erano anche i risultati, c'era il bel gioco e i risultati pure. Con Ancelotti, scusate, ma con Ancelotti non c'è né il bel gioco e nemmeno i risultati. Cioè, io me non porta una mazza il bel gioco. L'importante è che almeno fai i risultati, Ancelotti. Quello ci aspettavamo da Ancelotti. Non sai riuscire a fare il bel gioco, ma almeno facci vincere, facci i risultati. Angela Torre, vabbè Rino, però Koulibaly ci ha salvato la partita, se non era per lui perdevamo. E infatti Angela, anche questa è un'altra cosa che avevo detto, se non era per Koulibaly che ha fatto quel salvataggio sulla linea, si rischiava anche di perderla la partita, si faceva come a Cagliari, che abbiamo giocato meglio noi, abbiamo la potevamo vincere, porta a casa sta partita, invece alla fine stavamo rischiando di perderla con un tiro che poi viene salvato da Koulibaly sulla linea. Se non era per Koulibaly si perdeva pure con Genova in casa. Claudio Black, l'anno scorso la maglia veniva onorata, ora hanno per. E infatti, perché secondo me tanti giocatori, essendo da tanto tempo a Napoli, hanno perso lo stimolo proprio, hanno perso lo stimolo. Quando magari i primi tempi si amava la maglia, ora hanno perso proprio la voglia e giocare per la maglia. Cioè, pensano ai propri interessi tanti. Eppure per questo ci sta che De Laurentiis ha deciso che 6-7 giocatori potrebbero essere in partenza sul mercato. Ciao, come stai? Ciao Federico Celano. Insomma, io bene, però dentro di me male per il Napoli, perché io amo il Napoli follemente e se non va risultati ci sto male, ci sto male. Cioè io non ci dormo nemmeno la notte a volte, vi devo dire la verità, perché sono così sfegatato per il Napoli che so così, che devo fare? Angela Torre e Rino, cuori azzurri, sempre cuori azzurri. 3, sempre 3 per scaramanzia, chissà, avete capito 3 perché? Perché ora ci abbiamo solo 2 e si spera avete capito? Anch'io faccio sempre il terzo per scaramanzia, magari che un giorno potremmo vedere qualcosa che aspettiamo tutti noi tifosi e che meritiamo, perché li meritiamo. Come fa? Ci piace la corrente? Magari caio Maronna. E niente, come fa? Speriamo a gennaio anche nel mercato faccia qualcosa De Laurentiis, perché anche un calciomercato ci serve qualche rivoluzione. Dobbiamo prendere qualcosa a centrocampo, perché se vogliamo tornare nel modulo 4-3-3
ci serve almeno un altro centrocampista, secondo me è da mandare via Isai, prendere un altro terzino, perché Di Lorenzo è una conferma, un grande terzino, però voglio, con tutto che mi dispiace, bisogna dar via Isai, Gulam specialmente, mi dispiace ma Gulam non è più Gulam da dopo l'infortunio al crociato e bisogna dar via Gulam, ma qui purtroppo sfortunato e mi dispiace tanto, si è fatto male, resterà in rosa, bisogna aspettare però 6 mesi che ritorna, abbiamo Mario Rui possiamo anche tenerlo perché male male non fa, però Isai e Gulam via e prendere un terzino forte, come se è preso Di Lorenzo, un altro terzino forte forte, da metterlo titolare insieme a Di Lorenzo e avendo in banchina Marquis e Mario Rui, che non è male. Questo farei sui terzini. Centrali, centrali abbiamo Maximovic, abbiamo Luperto che non sta facendo male, pure quando gioca secondo me. Maximovic e Luperto panchina non è così male. Manolas e Koulibaly piano piano si devono assestare, ci vuole tempo, anche se secondo me sono simili come difensori, perché uno era il leader della Roma, uno è il leader che è stato sempre nel Napoli insieme a Albiol, che quando abbiamo perso, ahimè, Albiol abbiamo perso tanto in fase difensiva perché Albiol e Koulibaly erano tanta roba. Si può fare alternare tipo Koulibaly con Maximovic, tipo Manolas con Maximovic, e far rifiatare un po' Manolas e Koulibaly, se Manolas e Koulibaly proprio non possano giocare insieme. Poi c'è Luperto ogni tanto, qualche partita più semplice in casa. A centrocampo abbiamo Elmas, abbiamo Allane, abbiamo Zelinski e abbiamo Fabian Ruiz. A quel punto, se giochi con 4-3-3, come ho detto, ti serve anche un altro centrocampista, perché almeno 2 li devi tenere in banchina e 3 titolari. Gli esterni ce ne abbiamo abbondanza, abbiamo Callegoni, abbiamo Amin, abbiamo Lozano, abbiamo Insigne, abbiamo lo stesso Mertens che può giocare esterno, come punta può giocare Mertens, Milik e pure Llorente. In fase offensiva stiamo abbondanti e stiamo a posto. Poi ovviamente se mandi via qualcuno in fase offensiva, Ibrahimovic a me non mi facesse schifo, Ibrahimovic non mi farebbe schifo, perché un top player ti fa la differenza. Questo è quello che penso io. Ci credo, ma mi è dispiaciuto pure a me tanto. Fammi leggere un po' i commenti che c'è rimasto a dretto. Ci credo, mi è dispiaciuto pure a me tanto, si riprenderà. Speriamo Federico, speriamo. Angela Torre, Francia, il Napoli non si discute, si ama a prescindere, a regione bisogna sostenerlo sempre e comunque, al di là dei risultati. Sempre vicino alla maglia azzurra, sempre vicino alla città. Noi tifosi dobbiamo essere tutti uniti, abbracciarci come fratelli, perché alla fine siamo fratelli della stessa città, del Vesuvio, figli del Vesuvio, no? Siamo partenopei e ci amiamo bene tutti quanti e tutti vicini alla squadra, uniti per gli annanzi. In genere non abbiamo mai fatto grandi mercati di riparazione, può darsi quest'anno, infatti è quello che mi aspetto da De Laurentiis, perché nell'anno in cui, ripeto ancora, si poteva vincere il campionato, quando abbiamo fatto 91 punti, l'anno di Sarri, mi dispiace Rino, ma lo devo nominare, quell'anno lì si poteva vincere il campionato, c'avevamo anche Giorginio Amesic al centrocampo, se lì aveva fatto, cosa che non ha fatto, se aveva acquistato a gennaio 2 o 3 pezzi, ti dico, non di più, giocatori importanti, a questo punto, quell'anno lì aveva vinto il campionato il Napoli, ci posso mettere la mano sul fuoco, l'avrebbe vinto. Francia e il Napoli non si discute, questo l'ho letto, voglio ripagare una da 3, in genere non abbiamo mai letto. Luperto ci mette impegno, sì, infatti a me Luperto non mi dispiace, me lo tengo in banchina. Col Genoa non mi è piaciuto Fabian, lo so, ma è un periodo per tutti, Rino. Fabian pure sta passando un periodo negativo, però le qualità non si discutono, secondo me è un giocatore forte. Poi è vero che è giovane, deve crescere, cioè non è già un top player affermato, perché è forte ma non è un top player, bisogna aspettare, per quello ti dico, a noi ci manca anche una pedina già affermata a centrocampo. Mi manca un po' Albiol, a chi dice, visto l'andamento in difesa manca un po' a tutti, penso, a tutti noi napoletani. Mi aspetto di più da lui, infatti anch'io mi aspetto di più, ma c'è il periodo, è un periodo per tu, anche Zelinski, tra
te lo stavo dicendo, ho letto ora il messaggio che hai scritto te, è da Zelinski, infatti, che dicevano che a tanto potenzialità ci aspettavamo il salto di qualità quest'anno che non sta arrivando da Zelinski. D'accordo con te, Rino, Luperto è molto ordinato come calciatore. E infatti, a me piace Luperto. Per quello ho detto è da confermare Luperto Maximo, la difesa è da confermare com'è. È che deve far girare una volta Koulibaly con Luperto, per dire, una volta Mertens con Luperto o Mertens Maximovic. Se proprio non vanno d'accordo Koulibaly e Manolas, fa girare così, uno con uno, e fa rifiatare così anche lo stesso Koulibaly, perché Koulibaly Guagliù sta giocando tutte le partite, non ne vuole più, e gioca con la nazionale. E gioca con il Napoli in Champions, è campionato, e mo arriva pure la Coppa Italia, è amore Koulibaly, arrivano punti e si spara, non può giocare tutte le partite, capito? Dovrebbe giocare Koulibaly Maximovic, poi fai giocare Luperto Manolas, fai girare così, perché poi sono bravi, Luperto è bravo, il giocatore più lo fai giocare più ingrana con la squadra e più prende piede, e Luperto, io ho visto l'ultima partita, ha fatto una grande partita quando è stato rimpiegato. Cioè, il bello è che la difesa si sta comportando bene, si sta assestando bene, e l'attacco insegna giù, cioè abbiamo fatto un contrario, all'inizio del campionato si piava una valanga i gol, ci volevo Pulmandina per ci mettere tutte le palle una Ind, e ora invece proprio zero in avanti, e in difesa non si piglia più niente, cosa che so contento che in difesa non si piglia più niente, però avanti volimmo segnare che marone, che miseria, troppi cambi di modo, quello sì, si mette a giocare a triste, si pensa che sta giocando Ancelotti, si pensa che è la Pazziello un Napoli, è quello che un polpettone non riesco a capire, su polpettone ha da capire che un Napoli, cioè il Napoli è amore, il Napoli si ama, il Napoli come faceva Sarri, ci dice la tua, Sarri in certi modi quando allenava il Napoli lo amava, ma è inutile dire, c'è chi non è d'accordo con me, ma quando allenava il Napoli dava tutto. Ancelotti, non vedo che queste cose in Ancelotti, non lo vedo, anche a me manca il Biol, sì, manca il Biol, manca, come pure io, oddio, manca il Biol, non c'è niente da fare. Non c'è sta niente da fare, manca al Bicoc. Poi devo dire la verità, a me tutte queste pause per le nazionali rompono, adesso 2 settimane così. Sì, ma Rino, è vero che rompano queste settimane per la nazionale, ma magari possa servire per il Napoli, dato il momento. Ma che è cavolo? Ma che è ciuffo rosso? Ma è. Così, Madonna, comunque è vero che le nazionali rumbano, Rino, però ci serve, come devo dire, ci serve perché il Napoli in questo momento è in crisi, magari la pausa di nazionale può far ricombattare tutti i giocatori, ci vorrebbe una bella ricombattezza della squadra, una riunione, anche per parlare, una cena insieme, per farli sta tutti i combatti fra presidente, allenatori, giocatori, un po' di sorrisi, un po' di, no, tutti insieme. Ci vuole una pausa, ci vuole, perché il momento è negativo, secondo me ora è il momento giusto per la pausa, secondo me, Poi, allora sposi tu Napoli e divorzia Sara, non è gelosa che ami di più Napoli. Amo tutte e due, in due modi diversi di amare, però amo tutte e due. Che cazzo, ma che sei mi data le camere sbagliate? E che cazzo ce ne fu? Vai. La cosa che mi fa innervosire di più è il pensare alla dichiarazione fatta in estate come la squadra è al completo, può competere, eccetera. Sì, la squadra non è mai al completo, basta vedere ora, la squadra non è al completo, ma vai giusto, ciuffo, ma non. La squadra non è al completo perché si sta vedendo, perché ci manca qualcosa in fase offensiva, perché quando Mertens non la butta dentro, nessuno la riesce a buttare dentro, ma anche perché secondo me, come si diceva, il modulo è sbagliato, perché Ancelotti fa troppo e metti una volta una formazione del genere, poi mette un'altra, poi ne mette un'altra e decidi una formazione. Cioè, secondo me il modo giusto da fare è mettere
una formazione, parti con il 4-3-3 e tieni il 4-3-3, tieni l'11 titolari e poi sì, ogni tanto cambi qualcuno, in un'altra partita, giochi un'altra partita la domenica dopo, il mercoledì che sia, quando è, la settimana, cambi 3 giocatori, no che ne cambi 7, tu mi cambi tutta la squadra. E la squadra non, come posso dire, anche quelli nuovi che sono arrivati, Manolas, Di Lorenzo, tutti quelli che non fanno mai combattezza, non ingranano mai, poi non riescono a fare gioco, cosa che stanno vedendo, che sbagliano, ci davamo tutti i passaggi al Genoa, non è che passavano fra di loro, gli davano il pallone al Genoa, sono verità, la partita con Genoa. Siamo a poco tutti convocati. Claudio, errori di comunicazione, ciuffo ribelle. È il ribellione proprio. Claudio Rino, secondo me questa pausa può servire alla squadra per rimetterci in ordine e pensare alle cose. È quello che ho detto io, Angela, sì, è quello che ho detto io, sono d'accordo. Federico Cerano, Ancelotti è un grande allenatore, l'anno scorso era sempre lì, il Napoli, i giocatori devono cambiare mentalità, è chiarissimo con De Laurentiis, quello certo, Federico, dovranno parlarne, infatti quello che dicevo io, ora sarebbe il momento giusto, prima di partire per le nazionali, secondo me lunedì, martedì, che sia, oggi è lunedì, martedì, mercoledì, non so quando poi ci siano le nazionali, fare un incontro con De Laurentiis, Ancelotti, fare una cena pure insieme, oppure incontrarsi a Castelvolturno dove fanno gli allenamenti il Napoli, parlarne. Era il momento giusto per fare una chiarezza su tutto, no? Quello che stavi dicendo. Rino Nair, Angela, forse è l'unica volta che può venire utile, infatti. Per il resto, sì, rompe scatola la nazionale, per il resto. Pure io sono d'accordo. Pasquale Moretti, serve Ibra o Cavani? Ecco qui Pasquale, giusto. Al Napoli manca il top player e basta. Al Napoli manca il top player, sì. Manca il top player in avanti, perché Milik, come dicevo, ma quanti video ho fatto io su sta cosa? Cioè che dicevo che ci manca l'attaccante che spacca la porta. A me Icardi mi piaceva da morire, Icardi non è venuto. C'era Immobile, appunto ripeto, c'era Immobile, c'era Belotti, che sono giovani anche forti. Se non potevano venire perché costano tanto, appunto, come dice Pasquale Moretti, ci sta Cavani, ci sta Ibrahimovic. Il fatto qual è? Che lo prechiuse De Laurentiis, che lo Zuzzusa, diceva che i vecchi non li prendeva, i vecchi io non li piglio, sono vecchi, non li vado a prendere. E poi chi piglio? Llorente che va in pensione da poco. Mi dispiace, Llorente sì, è un ottimo giocatore, abbiamo visto quando Pola fa gol di testa e tutto, però quando deve andare a palla al piede è come dormire con palla al piede, perché è lento, glielo pigliano subito il pallone. Un bel centravanti. Francia, io volessi sapere a Roy aiuto Napoli che l'anno scorso ha vinto contro il Milan 3-2. Infatti. Ma poi Angela, ti ricordi il Napoli dei 15-16 vittorie di fila? Dove è finito quel Napoli? Dove è finito il gioco, i passaggi di prima? Dove è finito l'attaccante che segnava sempre? Cioè tutto questo è perso. Tutto questo è perso perché stiamo vedendo questo ora. Maron, aiuto. Che dobbiamo fare? Ora è così, ci gira così, voglio, che fa? Ci gira male. Spero si possa aggiustare tutto perché voglio veramente una imbuscata che il Milan, io ho visto la partita appunto contro la Juventus, ha fatto una bella prestazione. Ho paura che il Milan da tutto, perché comunque come se ne parlava, no? Le squadre contro il Napoli quando vedono la maglia azzurra danno tutto e ho paura proprio che il Milan dà tutto e che il Napoli possa rifare una prestazione del genere come il contro il Genoa, e se noi giochiamo così e il Milan dà tutto contro il Napoli si rischia anche di perdere. Io spero di smentire, di dire le cose che non sono vere, che non andrà così. Spero che il Napoli possa fare la partita da Napoli,
è vincere, perché la cosa che conta ora è vincere, ritornare con un risultato, perché se ritorna un risultato positivo, io sono sicuro che il Napoli riprende morale, tutti riprendono tranquillità, tutti si puliscono, cioè si levano un po' intorno a tutto quello che c'è stato, le voci e tutto, e magari ritornano anche a giocare, il Napoli fa i risultati, è quello che si spera tutti i tifosi. Angela, se ti riferisci alla prima partita del giorno dell'andata, perdevamo 2-0, poi abbiamo avuto la forza di rimontare. Eh, è- come no, Francia, è che ti scorda che le partite, infatti. Io credo che i vari Mertens, Callecon e Insigne, il loro ciclo a Napoli sia finito. Può darsi, eh. Romina, può darsi. Mi dispiace, può darsi. Io però, boh, cioè, eh, perché tanti giocatori non danno più quello di prima, quello è vero. Frate, ti aspetto nel gruppo. Ciao Prince Gomorra, ciao. Comunque venite a vedere la live. Cioè, Rino Nai, probabilmente sì, è così, Romina. Sì, sì, sì. È perché non hanno più lo stimolo per la maglia, ci sono da tanto tempo al Napoli e magari hanno perso quello stimolo, quella voglia di strafare nel Napoli. Cioè, proprio ci vanno tanto per giocare, giocare. Quello non è buono, quello non è buono. Per quello De Laurentiis ha pensato di metterli sul mercato, di farli andare via, proprio per quello, perché non hanno più la motivazione, no? Però non è una cosa positiva cambiare tanti giocatori in rosa, è come ripartire da un progetto nuovo. Non sai, tante volte ti può andare bene come ti può andare male, è quello. Cioè, puoi cambiarne due, tre pezzi, ma sette cominciano a essere veramente tanti. Vabbè, ora parliamo di cose serie. Solo io ho voglia di una bella pizza. No, pure io. Buona la pizza. E che tu dica a fa, voglio. La pizza, la bufola, con un po' di rucola in gop. Mamma, un prezzemolo, la mozzarella e bufala, la margherita. Mamma. Angela. Eh sì, voglio, eh sì. Eh sì, voglio. Ah, che casino che stiamo. Siamo in un momento no, voglio, è un momento no. Spero passa tutto. Serve un passo di De Laurentiis come un padre per i suoi figli, che deve fare il primo passo e poi perdonare e infine si riuniscono se vogliono aggiustare le cose, mettere sul mercato punirli, eccetera. Eh sì, questo è vero, principe, questo è vero. UGR, buonasera, ciao carissima, buonasera. Angela Torre, pure io voglio la pizza. Voglio si dovrebbe fare un incontro tutti insieme un giorno e mangiarsi una bella pizza insieme. Voglio stare insieme, farci quattro risate. Perché io sono uno molto alla mano, voglio uno molto allegro e mi piace, no? Mi piace stare in compagnia. Ci divertiremo di sicuro. Con me divertirete di sicuro. Io la pizza la mangerei a colazione, pranzo e cena, pure la notte mentre state dormendo, me la vado a mangiare. Ugeri, il Napoli sta inguaiato, sì. Sì, 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 ora come ora sì. Speriamo tutti, stiamo sperando tutti in un, come posso dire, in un qualcosa, no? Che faccia ricapovolgere, faccia ripensare tutto l'incontrario, che faccia rivenire un buon umore a tutti, il risultato ovviamente, in un risultato positivo, perché come ripeto, se quando viene un risultato positivo gli umori cambiano. Sono maschio, mi chiamo Carmine. Ah, ciao Carmine. Capito? Quello sì, quello sì. Niente, ci manca il risultato, quello è. Perché quando fai un risultato, poi da lì prendi anche la voglia, lo stimolo, dici, ho vinto, capito? Magari poi da lì fai una bella striscia positiva. È quello che speriamo appunto tutti noi tifosi, che il Napoli parti con una vittoria e poi ne fa altrettante. Cosa che quest'anno non è riuscita, Cosa che quest'anno non è riuscita. Cioè non siamo stati capaci di fare almeno 6-7 vittorie di fila. Cioè, vi rendete conto? Quando c'è stato l'anno che ne abbiamo fatto 15 di fila, voglio.
non riesci a fare 6 vittorie di fila quando ne hai fatto 15 di fila, cioè, siamo caduti molto in basso, non poco. Mettere i giocatori sul mercato, punirli e mettere zizzanie, non è un comportamento da presidente perché lui ha cominciato tutto con un ritiro e lui deve aggiustare tutto, fare un primo passo. Quello è vero, principe di Comorra, perché se tu metti i giocatori sul mercato ora, già c'è tutto stu casino e dici di mettere i giocatori sul mercato, è quello che dicevo prima, e dici di mettere i giocatori sul mercato, crei solo altri rumors attorno al Napoli, altri mali umori, e così voglio, è peggio, si va in peggio. Te dovevi cercare di tranquillizzare tutti e magari tenerti per te quello che volevi fare. Non può mettere zizzagni e malumori nella società, peggiori le cose. Romina, buon passo. La prossima giornata di campionato ci sarà un tris di partite come Atalanta, Juventus, Milan, Napoli e Torino, Inter. Mamma mia, belle partite, belle partite. E può succedere di tutto in queste 3 partite. Può succedere veramente di tutto. Mo Verim e fa qualcosa in Champions. Mo Verim infatti, l'importante è fare qualcosa anche lì, perché là dobbiamo assolutamente passare il girone e poi ovviamente dobbiamo almeno, quantomeno, puntare al 4º posto quest'anno. Minimo, il nostro obiettivo è andare in Champions, perché secondo me se non si riesce a puntare a un 4º posto è fallimento. Vedete come ori. Che è mo? Chi mi sta chiamando? Aspettate un attimo. Oh, Tim. Pronto sei tu? Ma che sacco. Allora, sì, eh sì. Dobbiamo cominciare a fare risultati, voglio. Dobbiamo cominciare a fare vincere contro il Liverpool darebbe un segno forte, quello sì, un segnale forte sì, ma cioè Claudio Black vincere ad Anfield lo sai quando è difficile, non poco, non poco, anzi il Liverpool che sta facendo, che se non sbaglio è prima in Premier League, cioè quando è difficile da 1 a 10 vincere lì, io penso 10, cioè capire, è difficile, voglio vincere ad Anfield, ora con il Napoli messo così è proprio difficile. Ci vorrebbe la vittoria a Milano che ci darebbe una scossa. La vittoria a Milano darebbe la scossa a tutto veramente. France, c'ho il cell che mi sta abbandonando. Mi sa che devo salutare. Buonanotte a te, chat. E sempre forza una pressa. Vai, tranquillo, Rino. Buonanotte. Un abbraccio grande. Buonanotte, Rino. Grazie per essere stato qui. Un abbraccio. In Champions si doveva giocare con calma, a testa, senza pensieri. Se no perdiamo soltanto, quello è quello. Dobbiamo stare tranquilli e giocare e ragionare e pensare alla partita, non a tutto quello che c'è attorno, appunto. Claudio Black, sì, è molto difficile vincere lì, quindi immagina una vittoria che risonanza da re. Infatti, quello è vero, Claudio Black, quello sono sicuro anche io, è molto difficile. Però come dici te, non si sa mai, nel calcio tutto è possibile. Se riusciamo a fare il risultato lì, veramente darebbe una scossa enorme, ma grossissima a tutti, perché vince al Liverpool, prima di tutto ti dà la qualificazione, ti dà un primo posto nel girone, vuol dire tanto, ti darebbe anche un primo posto nel girone, darebbe fiducia a tutto l'ambiente, a tifosi, giocatori, farebbe ricredere al presidente e anche allo stesso Ancelotti. Allora sì che saremo meglio tutti quanti. Che dice Paolo La Sorza? Un abbraccio anche a te e a tutti. Ciao Rino, un abbraccio, un bacio. C'è poco da fare e da dire. De Laurentiis deve tirare fuori i money. Te non eri nato nell'87, aveva giocatori buoni per ogni reparto. Quella era una squadra e si faceva rispettare ovunque. Sì, io non ero nato, ci sta Paolo, che devo dire? Purtroppo De Laurentiis lo sappiamo come su certe cose, non vuole spendere quello che deve spendere, si vuole accontentare con quello che ha, capì?
Ciao Rino. Angela, sì, infatti bisogna vincere in Champions contro il Genk. Infatti col Gang quella voglio perché ad Anfield è molto difficile. Col Gang la devi vincere per forza, se no non passi. Sì, infatti bisogna vincere insieme con il Gang, ci basta solo quella vittoria per poter passare il girone. Infatti, basta vincere col Gang e siamo qualificati. Sono d'accordo perché ad Anfield è quasi impossibile, però ci dobbiamo provare, nulla toglie che provare, perché tutto è possibile anche quello, fare il colpaccio lì sarebbe veramente un finimondo per noi. Romina Bompasso, ti piace FIFA o PES? Io amo PES, gioco sempre a PES. Ciao Claudio. Se mettono la grinta dell'andato con il Liverpool la difficoltà è 5. Mm. Quello sì. Ma è vero che a gennaio Allan e Insigne se ne andranno? Sì, sono voci che girano, ma finché non si vedono i fatti, perché sappiamo, c'è chi dice una cosa, c'è chi dice un'altra, finché parlano i giornali, parlano i telegiornali e non ci sono i fatti concreti nel sito della società, cioè la cosa non è veritiera, no? Del tutto. C'è la possibilità, quello sì. Eh? Due cacchi aiuto a finire. Ah, Principe del Gomorra in 2 mesi. Ciao Rino, buonanotte sogni d'oro. È tutto di nuovo più tranquillo, state senza pensieri che ci riprendiamo. Abbiamo due volte in un anno i campioni d'Europa. Se vogliamo non ce n'è per nessuno. Forza Napoli, ti aspetto in gruppo. Ciao Principe. Sì, quello è vero, possiamo giocarcela, nulla è impossibile. È tutto da vedere, ma parte favorito il Liverpool, ovviamente. Parte favorito il Liverpool perché gioca in casa, però magari un pareggino, strappare ad Anfield non è impossibile, ma vincere la vedo dura, la vedo dura. UGR, però una cosa che mi dà fastidio di qualche tifoso napoletano quando Insigne fa schifo eccetera lo chiamano Ludo Munezzi poi quando Insigne ecco bravo ora mi sono scordato un nome scusami sì UGR anche secondo me questa cosa va evitata anzi va supportato il giocatore nonostante faccia una partita male proprio perché gioca male perché non viene supportato dai tifosi anzi i tifosi lo danno contro a Insigne lo danno contro invece gli devi stare vicino perché se te più lo dai contro e più gioca male il giocatore lo demoralizzi e anche lui può sta male perché tanti dicono no non ci sta male ma che state dicendo lui è napoletano secondo voi non sta male chi le sta male quando a noi vabbè certo se vincessimo ad Anfield sarebbe il top davvero quello che dice è come se voglio è come se scoppiasse su samba cioè carissimo tutto lo samba un apre scendo tutto quanto a bascio veramente vabbè notte fratello notte principe notte principe UGR Carmine scusami gli abbiamo battuti 2 volte in un anno quindi se vogliamo possiamo non è impossibile poco ci manca però se giochiamo da Napoli e Liverpool magari non è del tutto in giornata si può però dobbiamo trovare anche un Liverpool che non è in giornata perché sappiamo che lì è una bolgia ad Anfield è una bolgia veramente niente voglio la live è finita praticamente siamo stati un'oretta e mezzo insieme abbiamo parlato del nostro Napoli ci siamo divertiti insieme vi auguro una buona notte a tutti voi un abbraccio vi ringrazio di essere stati qui con me di aver partecipato alla live ancora una volta do un abbraccio a tutti voi ad Angela Torre a Principe di Gomorra UGR a Carmine a Rino che è andato via e insomma a tutti gli altri a Romina Bombasso a Claudio Black vi abbraccio tutti vi auguro una buona notte amici e come sempre forza Naples da Napoliello 87 buonanotte buonanotte grazie di essere stati qui con me buonanotte